Diamo la diretta con l'assistant coach Fabio Lazzara. Fabio, oggi è andata abbastanza male a livello di punteggio. Sì. Cosa possiamo salvare di questa partita? Non sto pensando in questo momento a cosa salvare, ma a cosa, diciamo, mettere in croce in questo momento. Sicuramente il nostro atteggiamento, soprattutto a livello difensivo, contro un attacco così di talento, con giocatori che hanno punti in mano anche in pochissimi minuti, che ti può dare un break in un attimo. Non puoi permetterti di difendere con poca grinta, con poca attenzione. Perciò secondo me c'è da lavorare tanto su quello. Si vede quando purtroppo non riusciamo a essere perfettamente coesi, e quando non difendi non puoi giocare nessuna partita contro nessuno, specie contro una basket school che oggi era cattiva fino all'ultimo minuto, cattiva positivamente, certo. Con l'atteggiamento giusto, per cui hanno meritato, strameritato, e noi abbiamo tanto su cui lavorare ancora. Forse offensivamente è anche mancato qualcosa, mancano dei punti importanti. Anche offensivamente è mancato qualcosa, però penso vivamente che parta dalla difesa. Anche l'attacco parte spesso dalla difesa, e ripeto, in una partita dove la squadra avversaria è forte in attacco più che in difesa, intanto devi pensare a limitare i danni e a lavorare su quell'aspetto lì, poi il resto viene. Perciò sì, sicuramente ci sono mancati i punti del capitano, ci sono mancati i punti di Giuliano, però c'è anche questo da mettere in conto. Ci lavoreremo e cercheremo di venirne fuori meglio di prima. Giustamente, comunque volevo sentire anche Luca Zambataro, perché oggi ha dato tanti minuti a lui. Questo è esattamente bella, è stata la parentesi più bella, è stata dare spazio a Luca, che comunque ha tenuto bene il campo. Devo dire che ha lavorato bene, sta lavorando bene in settimana, e oggi è stato tra i più concentrati, e si vedeva che per lui era importante. Va benissimo, grazie mille Fabio. Grazie a voi, buona serata. Alessandro, facciamo i saluti finali. Poi ringraziamo ovviamente Sebi Scandurra, che ci ha dato una mano per la regia. Ringraziamo tutti. Anche ovviamente Giorgio Ricciardello. Sant'Agata si è fermata a Piazza Sesicolo. Si è fermata. Niente. Alessandro, quindi ringraziamo, grazie di essere tornato. Grazie a voi per darmi sempre la possibilità di divertirmi con voi, e domani ci vediamo alla Rainbow, pure domani esatto. Vedrete me, e poi ci sentiamo. Grazie mille, buona serata a tutti.